Per l'appuntamento di oggi con l'Associazione Centro Culturale Roberto Ronchi, la linea va a Francesco Nasari e Tina Ghilardi. Buongiorno e benvenuti. Grazie, buona domenica a tutti. È arrivata finalmente un pochino di pioggia che fa molto bene a questa nostra terra, ai contadini e anche alla salute. E una buona domenica anche a te, Francesco. Grazie Tina, la domenica è il nostro triangolo della Padania occidentale finalmente vede un po' di acqua, non basta, ma cominciamo a vedere qualcosina che impedisce un'emergenza siccità che veramente sarebbe stata devastante. Sì, e non solo per loro ma anche per gli anziani, perché era tantissimo che non pioveva, di conseguenza microbi e altre cose erano lì che aspettavano col loro sorrisino, soprattutto le persone anziane. Oggi mi pare che a Milano ci sia la sfilata della Donata degli Alpini. No, allora no? La sfilata degli Alpini è il mese prossimo, il 10, 11 e il 12. Ieri c'è stato qui nel municipio dove sono io una fanfara degli alpini che ha attraversato praticamente. Questo lo fa in tutti i municipi perché Milano è talmente grande che quindi è come avvisare le persone di questa grande manifestazione che avverrà appunto il mese seguente. Sentiamo una telefonata. Sì. Pronto? Pronto? Sono sempre io. Volevo dire che secondo me quello che spesso non si comprende da parte dei media, comunque detrattori di questo progetto mitteleuropeo, è che l'uomo mitteleuropeo mediamente oggi, nello scorso di questo XX secolo, ha dovuto affrontare la crisi della Lehman Brothers, noi come macchina tennis, poi le aziende decotte per politiche sbagliate precedenti italiane, dopodiché salvare le aziende appunto, poi mettere al mondo dei figli, tenere a bada i parenti delle mogli, e poi se avanza ancora tempo spazzare anche il cortile. Cioè, adesso dobbiamo solo più riuscire a camminare sull'acqua, e quindi ecco perché è così difficile questo. Ma secondo me è possibile, bisogna marciare con l'auto elettrica, con l'auto benzina, quello che si vuole, e così si riuscirà a competere con la Cina, secondo me. Però queste sono le sfide, ecco. Certo, grazie. Giusto, le sfide del domani sono queste. Io direi, siccome domenica prossima quindi parleremo probabilmente degli alpini, torniamo al ragionamento che abbiamo fatto domenica scorsa riguardante la famiglia. Quello che diceva adesso il nostro amico di Torino è la complessità da un lato, ma la necessità di fruire di mezzi, di sistemi, di comodità, di possibilità di vita che siano adeguate alle esigenze dei tempi. La domenica scorsa abbiamo chiesto ai sacerdoti, in particolare alla CEI, abbiamo chiesto che cosa cosa significassero le modalità non esatte del convegno di Verona, quali fossero le modalità da adottare, quindi fermo restando all'esattezza dei contenuti secondo la CEI, e dall'altro avremmo voluto ascoltare, dopo le manifestazioni delle controparti, quelli che hanno sfilato lì con a capo gli esponenti della sinistra, avremmo voluto sentire quale fosse l'apprezzamento di quelle modalità e di quei contenuti. Ovviamente non che noi lo pretendessimo, per carità, però non c'è stata risposta. Ci sono state però alcune osservazioni che personalmente mi lasciano un po' perplesso, cioè il cardinale Bassetti in una riunione dei vescovi italiani ha detto in Italia
ci si riesce a dividere anche sulla famiglia, e il vescovo di Verona ha parlato di famiglie al plurale. E la cosa ci ha lasciato perplessi, perché secondo il dettato della Costituzione la famiglia dovrebbe essere, come concetto, dovrebbe essere una società naturale fondata sul matrimonio, quindi laddove su un istituto di diritto positivo che comprende in sé i principi e i valori fondamentali della società naturale, ove il matrimonio non abbia queste caratteristiche, viene meno il sinallagma logico della proposizione costituzionale. Che il matrimonio sia stato più o meno disfatto l'abbiamo visto in ogni modo, che le unioni fra uomo, donna, donna siano, partendo dal basso, da ciò che è minus secondo noi, minus nel senso rispetto al concetto di famiglia procreativa, diventa il paradigma per quello che viene dopo. Morale della favola, abbiamo detto la favola, abbiamo detto la volta scorsa, il matrimonio non è più conveniente, non è un caso che le famiglie che abbiano più di 2 figli siano tutte a rischio di povertà o quasi. Quindi il problema non è quello di dare aiuti alla famiglia fondata sul matrimonio, perché oggi, in particolare in Italia, gli aiuti ci sono, domani mattina non ci sono più. Poi col debito pubblico che abbiamo, con la corruzione anche nella burocratica che abbiamo, non puoi fondare un rapporto che dovrebbe durare tutta la vita su aiuti che oggi ci sono appunto e domani non ci sono. Ed ecco che ognuno ha fatto la scelta più conveniente, laddove a fronte del matrimonio ci sono, specie quando c'è uno sbilanciamento patrimoniale, si sono moltiplicati i casi in cui tu hai comprato, hai costruito la casa con i risparmi di una vita, poi ti trovi che a quella casa la va a abitare il coniuge, magari con l'amante e con altri figli. Quindi il divorzio e separazione, ma soprattutto in entrambi, sono diventati spesso e volentieri degli affari, purtroppo, come questo l'esplosione dei matrimonialisti e l'opposizione a una maggior restrizione in questo senso lo testimonia, e sono diventati spesso e volentieri comunque degli aspetti di gravissimo disagio e di ricatti reciproci. Allo stesso modo avviene per le nascite, allo stesso modo avviene per il fenomeno dei figli bancomat. Tu hai un figlio, dopodiché quasi sempre è la donna, esige di essere anch'essa mantenuta, anche se non c'è matrimonio, per il fatto di avere il figlio che ti fa vedere, non ti fa vedere, lo consente i rapporti con i parenti, non li consente, con in mezzo un giudice e dei servizi sociali che per la verità non sono nemmeno del tutto adeguati alle diverse situazioni. Quindi abbiamo detto la volta scorsa che o si ridà un senso al matrimonio, ricostruire quei vecchi cocci in qualcosa di vecchio mi lascia un po' perplesso. È probabile che si debba lavorare, come ha detto Matteo, al convegno di Verona, riformando i diritti di famiglia, costruire qualcosa di solido, qualcosa che in sé sia, fra virgolette, conveniente, cioè che allorché due coniugi, due futuri coniugi intendono sposarsi, vadano a rivestire un ruolo sociale, abbiamo detto. È un po' come pensare di mettere una divisa là dove c'è un reggimento, quindi un qualcosa di organizzato, e mettere una divisa quando non c'è nulla di organizzato, nulla di certo.
una carnevalata, come sono carnevalate le sfilate dei Gay Pride. Questa è la tragica situazione attuale e sotto questo profilo avremmo gradito un indirizzo chiaro, preciso della CEI rispetto a questi problemi. Abbiamo manifestato, abbiamo detto il disagio che coloro in particolare che si manifestano come leghisti e che sono circa la metà tra l'altro dei cristiani che si professano tali in Italia, il disagio che manifestano allorché vanno in chiesa. I loro problemi sono sostanzialmente questi: la famiglia, il gruppo familiare, le relazioni parentali. Che cosa è difeso? Che ruolo hanno? Il senso di sicurezza è fondamentale in questo campo, e mi sembra che sotto questo profilo le risposte precise e chiare da parte della CEI non ci siano. Nessuno ci dicono come associazione i cristiani, i nostri leghisti ci dicono che andare in chiesa spesso e volentieri sembra di andare alla sezione spirituale del PD. E più che parlare di immigrazione, di immigrati, di povertà, ma noi aspiriamo a che la povertà non ci sia, mica che ci sia la povertà per mantenere qualcuno. Cioè, queste sono le cose che andrebbero chiarite, e non capiscono nemmeno per quale motivo, mentre comunque anche con gli atei scomunicati del dopoguerra, i comunisti scomunicati del Pio XII, c'era comunque da parte della Chiesa una relazione giusta, un colloquio, un dialogo. Quelli che si professano, si manifestano leghisti e vanno in chiesa si sentono trattati come cristiani di serie B se non di serie C, perché non sono maturi, no, sono ritenuti dei buoni per non si sa bene che cosa, e tenuto conto che il patrimonio delle parrocchie, la carità delle parrocchie è sostenuta proprio anche da loro. In questa, da ignoranti lo diciamo, da gente semplice, di buon senso, in questo noi attenderemmo, o si sarebbe attesa, una risposta della CEI. Francesco, abbiamo una chiamata in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno. Senta, io vorrei chiedere a questi... Scusa? Sì? Buongiorno. Vorrei chiedere una cosa a questi di sinistra che sono favorevoli a queste unioni, al fatto che persone dello stesso sesso possono allevare i figli, se loro in quale famiglia loro sono stati allevati, se sono stati messi al mondo da un uomo o da una donna, oppure se sono stati allevati da due uomini o da due donne. Anche perché è inutile che stiamo qua a fare un sacco di problemi. Il figlio che nasce che diventa figlio da una coppia di persone dello stesso sesso non sarà mai, può essere il figlio di uno, ma non sarà mai il figlio dell'altro, perché due uomini non possono mettere lo stesso seme uno dentro l'altro, e due donne la stessa cosa. Una donna si potrà far mettere incinta da uno spermatozoo extra, ma l'altra mamma non sarà mai genitore di sangue di questo figlio. E allora come la mettiamo? Ciao, Padania Libera. Grazie. Il ragionamento è ovvio, perché è dato da leggi naturali. Il problema è proprio quello, cioè che anziché esaltare e comunque valorizzare le differenze, perché se uno è gay, mica ci posso fare niente, ma anziché esaltare o comunque tutelare le differenze, si cerca di arrivare a un appiattimento, a un'uniformità che è tipica peraltro del concetto della mentalità di sinistra, tale per cui anche chi non può avere o ha meno deve avere come gli altri, deve essere come gli altri. Questo concetto sbagliato di eguaglianza, che è equiparazione, che è appiattimento, che è la vigilia della schiavitù. Questo è poco ma sicuro, ed è su questi aspetti che la sensibilità dei cristiani
ripeto, in maggioranza nella Lega sono cristiani, e la metà di quelli che vanno in chiesa sono leghisti, almeno stando alle percentuali e ai voti. Quindi mi chiedo, ma la risposta a questo, una risposta chiara, determinata su questi argomenti, prese di posizioni precise, magari ci sono anche, anzi ci sono sicuramente, ma rese fruibili da parte di coloro, dei cristiani, non sono possibili. Lo chiediamo umilmente al Cardinale Bassetti, ma non sono possibili. Non è possibile che tu ai chiese devi solo sentir parlare di povertà e di immigrazione e basta. E gli unici soggetti da tutelare, da mettere sotto vetro, siano quelli che o sono precipitati nella miseria, dovremmo chiederci perché, oppure provengono da altre terre e dovremmo chiederci altrettanto il perché. Punto di domanda alla quale, ecco, sotto questo profilo domenica scorsa l'avevo detto, forse il convegno di Verona non ha centrato esattamente l'argomento, ma questo mi sembra un elemento centrale. Il matrimonio è in crisi in quanto non ha più un ruolo, è distrutto nel momento in cui addirittura si passa a ricatti piuttosto che a business patrimoniali. Ma stiamo scherzando? Ma deve essere altro, va rifatto i diritti famiglia, come ha detto Matteo, però giustamente. Però il ragionamento è: dateci una risposta, diteci da che parte state, diteci perché le modalità dei cortei che si sono opposti a quelle di Verona, per quanto discutibile possa essere, non sono criticabili, non sono commentabili, mentre quelli di questi qui sì, sui principi possiamo essere d'accordo, però le modalità non vanno bene. Ecco, spiegatecelo, perché visto che siete i pastori, visto che siete quelli che devono guidare la comunità cristiana, dovete spiegarci queste cose, renderceli fruibili, facendoci magari sentire meno cristiani di serie C, perché uno che va in parrocchia oggi, in tante parrocchie, e non condivide la linea dell'immigrazione piuttosto che dell'apertura. Francesco, abbiamo un'altra chiamata in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Buongiorno. Elena da Genova. Volevo sapere una cosa che penso che quasi nessuno sa. L'aereo del Papa a chi appartiene? Appartiene all'Italia, quindi i viaggi del Papa glieli paghiamo noi. I palchi che facciamo quando lui si muove da una città all'altra, chi glieli paga? Glieli paghiamo noi, i comuni, la regione, e tutti questo andazzo che c'è nella Chiesa, questa vergogna del Papa che non ha mai parlato dei poveri italiani, ma parla dei poveri del mondo e parla di accettazione, di non muri, che ha pianto davanti al muro del Marocco. Ma ci rendiamo conto che non ci siamo più, c'è una confusione. Ma io ho un rigetto qui da noi ci sono 200-300 neri, vanno e vengono, vanno su per mangiare, scendono giù per andare in giro a giocherellare in giro con lo zainetto sulle spalle, il telefonino all'orecchio. Ma com'è possibile parlare di questi poveri che sono grandi e grossi, tutti ragazzoni, e poi non pensare alle vecchiette come me, i bambini, le scuole che cadono? Ma perché il Papa ci ficca il naso nelle nostre faccende interne, nelle nostre faccende politiche? Che pensi alla sua, cioè tutto quello che l'hanno costruito gli italiani al Papa, Quindi è inutile che faccia tutte queste arie che noi non siamo buoni, siamo troppo buoni. Io ho un nervoso nei confronti di questo Papa che solo Dio lo sa. Buona giornata. Pronto? Abbiamo ascoltato l'intervento della signora, e quindi a voi i commenti, se volete intervenire oppure se volete riprendere il tema di cui stavate parlando. Tina, lascio a te il commento su quello che hanno detto i nostri ascoltatori, su quello che abbiamo impostato. È un'impostazione giusta? È una domanda giusta quella che poniamo o no? Che ha posto la signora?
No, sia quella della signora, sia quella, ma soprattutto quello che abbiamo posto noi come associazione, cioè una domanda ai pastori, ai vescovi, al cardinale Bassetti in particolare, pastori, per quanto riguarda proprio la confusione che c'è, l'incertezza, il fatto di non capire che gli elementi fondamentali, la famiglia è un elemento assolutamente fondamentale per noi, e per i cristiani che magari si dicono anche leghisti, è un elemento fondamentale sul quale occorre fare chiarezza. Questo è quello che anche a margine del Convegno di Verona vorremmo sollecitare. Certo, questo è senz'altro la cosa principale, quello che tu hai raccontato e detto, anche perché non si capisce, perché quando qualcuno fa un convegno ci deve essere per forza un'opposizione e trasformare tutto in una questione così politica invece che di dialogo anche tra chi la pensa diversamente, trasformare sempre con fazioni e muri. Questa è la cosa totalmente sbagliata. Certo. Sai che stiamo lavorando per l'aspetto della famiglia e anche delle unioni uomo-donna, stranieri, ecco, piuttosto che però sono cose delicatissime sulle quali la Chiesa dovrebbe dare comunque un indirizzo. Certo, la Chiesa deve dare comunque l'indirizzo. Volevo solo una piccola precisazione che mi sembrava il caso di dire riguardo a quel signore che ha parlato di nascita fra uomo e donna, come poteva essere un padre e una madre. Solo che alle volte è più padre e madre che cresce un bambino. Ci sono state anche famiglie, insomma, di un certo, e poi alla fine magari bambini adottati splendidi perché crescono in una sana famiglia. Ecco, cioè l'amore non è per forza averlo partorito, ma si cresce e si ama quel bambino alle volte. Solo un attimo per il fatto di dire, cioè mi sembra giusto. Ma quello che sottolineava il Signore era che la normalità è un'altra. Sì, la normalità è ovvio, io sto parlando della normalità, poi dato che si parlava di questa normalità, dico che alle volte è vero. Adozioni fatte magari da un'altra famiglia, anche se non era la mamma che aveva partorito o il papà che l'aveva eseguito, magari dà un amore, perché i bambini che crescono hanno bisogno di amore e sappiamo che cioè, è detto, insomma si sa, certo. Se vogliamo essere pratici, che certe volte capita. Però chiediamoci anche una cosa, perché le coppie adottano? Adottano per essere famiglia. Quindi l'istinto dell'essere famiglia come società naturale è un istinto che proprio dice quello che dici tu, cioè le coppie anche vanno ad adottare per essere famiglia, perché la famiglia in sé deve essere procreativa. Non riescono ad avere figli, vanno ad adottarli, ma adottano per quello. Quindi anche questo è uno spunto. Certo. Allora, siccome siamo all'ultimo minuto, ti do una notizia che spero così. Così lo sa anche il gatto. Ecco, il giorno 5 è arrivata Benedetta. È nata Benedetta, figlia. Quindi è nata la figlia di Lori. Esatto, la nipote. Quindi l'altro giorno, la nipote. Esatto, volevo dartelo così in diretta. Ma bellissimo, io non lo sapevo, cosa stupenda, esatto. Mi fa un piacere enorme. Io sono felicissima perché sono ancora zia. Ma che bello, ecco, questo quindi in una famiglia normale, sana, di Davide e Marisol, due persone stupende, è nata la prima figlia Benedetta. Ecco, questa è, direi, la conclusione più bella di una trasmissione dedicata a una famiglia. È nata una bambina in una famiglia normale di due persone che lavorano come Dio comanda, persone a postissimo, Davide e Marisol, due persone splendide. Per cui auguriamo una splendida vita alla nostra Benedetta. Su quello non c'è il minimo dubbio, un bacione, adesso li contatterò perché non ne sapevo niente. Un saluto caro a tutti, una buona domenica e ci sentiamo domenica prossima. Viva l'Europa dei popoli, viva il Lombardo Veneto e il solito grande abbraccio al nostro Matteo
da 25-30 anni, amico nostro. Avete ascoltato Centro Ronchi. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero